Valsugana, il passaggio attraverso le nostre montagne, il collegamento tra Veneto e Trentino. Peccato, è il caso di dirlo, che della linda provincia autonoma non ci sia alcun riflesso sulla nostra, perché la Valsugana, che accompagna il corso del Brenta portandoci ad alte quote, in alcuni casi pare proprio una discarica. Uno scenario che si ripete tutte le sante settimane. I 2 giorni peggiori sono martedì e mercoledì, come si vede da queste immagini che ci ha girato un nostro telespettatore. Rifiuti di ogni tipo, cumuli di rifiuti, per non parlare di quello che viene abbandonato sotto i ponti, come in quello località Rivalta, praticamente sulle rive del fiume, carcasse di lavatrici, mobilio distrutto, plastica, gomma, ferro, una vergogna, perché chi si permette di deturpare l'ambiente in questa maniera deve solo vergognarsi. Chiamarlo scarso senso civico è un eufemismo, è un oltraggio, uno scempio, altro che, e i residenti sono stanchi. Pensare che pochi chilometri più in là, varcato il confine della regione Veneto, lo scenario è totalmente diverso. In Trentino, chissà come mai, nessuno si sognerebbe di gettare a terra neanche una carta di caramella. A voi ogni considerazione.